conosce niente, nonché creano le società come Zaleschi ad hoc per farli entrare nel sistema dell'azionariato e scombinare e ricombinare come vogliono loro. È una vergogna che deve finire, perché senza le banche non c'è ripresa economica sana, non dando milioni, addirittura c'è il fisco che li riprende sempre, di diminuire gli stipendi, di smettere di dare queste milionate, miliardate ai loro amici che tanto sono soldi buttati. Di queste però la voglia poi c'è qualcuno che dice che la crisi l'hanno e ci stanno speculando e quindi non hanno dignità, almeno che rimedino quei giochi. Il problema nasce da Intesa San Paolo. No, il problema è generale. No, però Intesa San Paolo è la prima banca di sistema in Italia e l'anno scorso, una banca che fa sistema, l'anno scorso noi abbiamo fatto un contratto integrativo al ribasso, dopo che loro avevano licenziato 1500 giovani, quindi ci hanno ricattato. Questo è inammissibile. Ulteriormente dei costi. Cucchiani per 27 mesi ha preso 7 milioni di euro. Il Corriere della Sera, siccome la trattativa è avvenuta di notte, li ha salutati con un ghigno sardonico. Questo era il nostro top management, il nostro numero uno. Questo la dice lunga. Anche dell'ultima liquidazione gli ha detto. Lo sa che ha preteso di stare 8 mesi in banca senza deleghe, senza fare niente. Poverino, per maturare i requisiti per la pensione. E durante questi 8 mesi prenderà il 20% dello stipendio messo in un fondo integrativo per la pensione. Senza considerare che poi la senza vergogna esce con dei documenti in agosto e dice, tra le varie cose, che i bancari italiani sono quelli che prendono di più in tutta Europa, però facendo la media con chi? L'impiegato che è appena entrato e che prende magari 1.200-1.300 euro con il top management di più in Europa. Ma vi pare possibile che in Germania, dove un operaio della Volkswagen prende 2.500 euro, un bancario prenda meno di un operaio? E noi dove li prendiamo? La media non si può fare, si falsificano i dati, cioè metterci lo stipendio medio è 80.000 euro, nessuno di noi prende 80.000 euro, ne prendiamo meno della metà, perché mischiano i dati, ovviamente, non Stai mettendo il dito nella altra metà. Infatti noi non facciamo lotte per avere gli stipendi più alti, non li abbiamo mai fatte, se non 10-20 anni quando c'era un altro sistema. Abbiamo sempre fatto, soprattutto negli ultimi contratti, lotte che salvaguardassero i posti di lavoro, che modificassero le politiche del credito, che fossero più eque. Abbiamo cercato di lavorare anche per salvaguardare le nuove generazioni che eventualmente dovevano entrare in banca e che avrebbero dovuto trovare dei sistemi un attimino. E invece, insomma, sempre un po' gli ultimi contratti al ricatto, come dire, salti tu ce ne sono altri 10.000, un po' come da tutte le parti, però bisogna anche cercare di fare qualcosa perché questo sistema cambia un po' per tutte le categorie. Noi chiaramente lottiamo per la nostra, considerando che le banche non sono affatto utili, perché continuano a fare milioni di euro, se non di più, per cui i soldi ci sono e ci sono per fare politiche intelligenti, votate soprattutto ai giovani, ma a tutte le persone che lavorano per le banche. Ministro, ci piacerebbe che lei portasse la nostra solidarietà all'interno del convegno. Il problema è veramente grosso, la partita è veramente grossa. Io vengo da Sassari, ieri siamo stati ricevuti dal prefetto, quindi dalla figura più importante politica che rappresenta nel territorio, che non ha fatto altro che constatare la drammaticità anche della situazione. La banca dei sardi non è più dei sardi, parlo del Banco di Sardegna, ma è sempre più a Modena, quindi anche le nostre risorse vanno anche fuori dal nostro territorio. La banca di Sassari, non la banca di Sassari, quindi veramente noi qua in Sardegna siamo 5.000, noi siamo 5.000 dipendenti bancari, e questo è giusto, è importante sottolinearlo, noi siamo gli operai, sì, noi siamo gli operai della banca.
siamo i bancari, non siamo i banchieri. Ma lo Quindi sa che la solidarietà che riuscirà a portare dentro da parte vostra sarà molto importante. Già la ringraziamo per essere stata Di averci ascoltato E poi a noi viene richiesto di vendere prodotti finanziari a volte di scarsissima qualità e siamo sottoposti a pressioni commerciali inaudite, comprese le liste dei buoni e dei cattivi. Quindi noi abbiamo dei colleghi che entrano in banca con l'ansia di entrare in banca non perché devono lavorare, ma perché il giorno non sanno se finiranno nella lista dei buoni o nella lista dei cattivi. È veramente un affronto alla dignità del lavoro.